Siamo nel 1282, la rivoluzione dei Vespri ormai a Palermo è un dato di fatto, piano piano si sta estendendo in tutta la Sicilia e ovviamente parte la caccia all'angioino. A Palermo viveva un commerciante cieco con la sua bella figlia, che per timore di rappresaglie cominciarono a organizzare la loro fuga da Palermo e partirono così con quello che si trovava in quel momento verso il centro della Sicilia, verso le Madonie. Arrivata la notte cercarono un rifugio presso un eremita che però, riconoscendoli come francesi, non li volle ospitare e quindi non gli restò altro da fare che continuare a camminare. Però era notte e il mercante poverino era cieco, c'era un burrone, non lo vide, passo sbagliato, cadde dentro il burrone. La figlia rimase lì a piangere la morte del padre per tutta la notte. Quando finalmente l'alba arrivò e un pastore la vide che piangeva, la aiutò, diede sepoltura al padre e poi la portò con lui nella sua grotta. Un gruppo di rivoluzionari passò proprio da quella grotta poco dopo e chiese: avete visto francesi qua? Il pastore gli disse no. I rivoluzionari, un poco sospettosi, tagliarono la picciotta e dissero: e chi da qua è? E il contadino disse: è me suora. Nasciu muta e siamo in santuari Gibimmanna perché ci domanderanno una grazia. I rivoluzionari un po' così ci chiedero e sennero. La ragazza non sapeva come sdebitarsi, non sapeva come ringraziare il pastore che le aveva salvato la vita. Allora si guardò intorno e vide c'era un giardino di rose lì vicino, si precipitò, ne strappò un mazzo e lo regalò al pastore in segno di riconoscenza, bucandosi però tutte le dita con le spine. Lì vicino aveva un albero di gelsi e per pulirsi prese delle foglie di gelso e cominciò a togliersi il sangue dalle mani. Si dice che la Madonna, che stava guardando la scena sin dall'inizio, fu contenta e anche un po' emozionata da questo gesto di solidarietà umana e decise che per sempre le foglie di gelso dovessero avere delle piccole macchioline rosse.